restare, liberi di essere felici, libere donne, liberi uomini. Questo è quello in cui credo, in due parole, liberi e uguali. Io ci credo, basta morti sul lavoro. Io ci credo, più risorse per il sud. Io ci credo, un'Europa di tutti e non di pochi. Io ci credo a un paese senza mafia. Io ci credo a un lavoro degno senza precarietà. Io ci credo a un paese accogliente e sicuro. Io ci credo a un'agricoltura che rispetta la terra e la salute. Io ci credo, donne e uomini uguali nel lavoro. Io ci credo a un paese che promuove la pace. Io ci credo, un'Italia che vive di turismo ed arte. Io ci credo, una scuola per tutti che funzioni davvero. Questo è quello in cui credo. In due parole, liberi e uguali. Buonasera a tutti e a tutti, io ho il compito di introdurre le varie persone che parleranno questa sera. Sono molto contenta di avere questa occasione, di vedere tante persone qui stasera che hanno l'occasione di conoscere alcuni dei candidati e delle candidate del Veneto, soprattutto dei collegi di Venezia, Treviso e Vicenza, e infine la chiusura che farà il Presidente Grasso, che ringrazio tutti, i candidati, candidate e il Presidente di essere qui questa sera. Funzionerà così: ciascuno di loro avrà a disposizione, ciascuno dei candidati avrà a disposizione solo pochi minuti, così hanno promesso di essere brevi e concisi, ma è un modo di solito per essere ancora più incisivi e convincenti, credo. Ringrazio quindi Michele Mognato, Marta Battistella, Giulio Marcon, Annalisa Corrado e Lucio Cavazzoni che sono qui con noi questa sera. Appunto hanno a disposizione solo pochi minuti, un po' più di tempo avrà a disposizione il Presidente Grasso se vuole, ma comunque anche in pochi minuti ciascuno sono sicura che sentiremo risuonare stasera tutti quei temi importanti che chi cerca casa metaforicamente a sinistra o sente di averla già trovata ha un bisogno quasi struggente di sentire risuonare, credo, e di farlo insieme ad altri e insieme ad altre. Quindi la prima persona a cui do la parola è Michele Mognato, che qui è quasi di casa, lo conoscete molto bene. Buonasera a tutti. Tanto ho navigato notte e giorno sulla barca del tuo amore, che o riuscirò infine ad amarti o morirò annegato. Giardiniere, apri la porta al giardino. Io non sono un ladro di fiori, io stesso mi sono fatto rosa, non vado in cerca di un fiore qualsiasi. Zaher è un ragazzo azara, forse aveva meno di 18 anni, era nato in Afghanistan, paese come sappiamo devastato dalla guerra da anni. Era fuggito dai talebani all'età di 8 anni, era fuggito in Iran e lì aveva lavorato in una bottega di artigiani, fabbri e falegnami. Non aveva documenti, nessun diritto e stava lontano dalla famiglia. Ricordava a memoria i versi di poesia che la mamma recitava e li trascriveva su un taccuino come poteva. Senza i documenti non poteva andare a scuola, ma lì in Iran una donna insegnava a leggere e a scrivere a tutti i bambini del quartiere. Zaher sapeva che comunque una volta maggiorenne non avrebbe avuto un contratto di lavoro, una casa, perché era uno dei tanti clandestini del mondo. E allora tenta il viaggio verso l'Occidente, verso l'Europa, attraversa le montagne, arriva in Turchia, si ferma lì un po' di tempo, poi con una barca, forse con un gommone, arriva in Grecia. Al porto di Patrasso riesce in qualche modo a imbarcarsi in un traghetto con destinazione Venezia, la nostra meravigliosa città. Per non farsi vedere e uscire dal porto si aggrappa sotto un camion, esce dalla zona portuale e dopo qualche chilometro, a poche centinaia di metri da qui, a Campalto, scende la presa e finisce travolto. Aveva con sé una piccola borsa. Gli agenti della polizia vi ritroveranno 4 piccoli animaletti di plastica e un taccuino in cui Zaher scriveva:
Era il 10 dicembre di 10 anni fa. Zaher, nei versi che ho letto all'inizio, chiedeva al giardiniere, nella sua creazione poetica, di aprire la porta perché lui non era un ladro. Mai come in questo periodo, in queste ore, c'è chi invece grida, e non solo di chiudere la porta, ma di alzare muri e reti. Succede in Europa, in altri paesi del mondo, nel nostro paese, succedono fatti come quelli di Macerata. Quanti Zaher ci sono nel mondo? Quanto bisogno c'è di ricostruire una comunità? Quanto bisogno c'è di politiche di pace e di cooperazione? Quanto bisogno c'è di ridurre il mercato delle armi e le spese militari? Quanto bisogno c'è di fermare la tratta degli esseri umani? Quanto bisogno c'è di un nuovo pensiero nel mondo? Quanto bisogno c'è della sinistra? È anche per questo che c'è Liberi e Uguali, un progetto politico, culturale, civico che non vuole cedere agli opportunismi, alla destra, ai rigurgiti fascisti e razzisti. Siamo allibiti, allarmati da amici e perché no, compagni che per paura di perdere qualche voto scelgono il silenzio e cedono il passo a chi riduce tutto al problema degli immigrati. O ancora subisce le scelte di chi alla fine pensa che l'importante sia non vedere, che questo si chiami l'ex base militare di Colnetta o la caserma Bagnoli o i campi lager in Africa. Amici, compagni, possiamo avere tante idee diverse su tante questioni, ma su questo no, mai più fascismi, mai più fascismi. È quello che dobbiamo affermare, è la posizione dell'ANPI, è la petizione dell'ANPI che vi invito a firmare e a far firmare. Ecco, in questa campagna elettorale siamo chiamati anche a riorientare le nostre comunità, indicare una prospettiva, una speranza, perché cambiare questo mondo è possibile. Da tempo si stanno alimentando paure, rabbia, crescono preoccupazioni, in un paese che al di là della retorica della ripresa è fragile, è impoverito. Insufficienti sono le politiche sociali ed economiche in grado di ridurre povertà e precarietà. Oggi questa è la parola più usata nel mondo del lavoro, insieme a quella di sfruttamento per quelli che un lavoro ce l'hanno. Abbiamo avuto un governo capace di imporre innumerevoli voti di fiducia, non da ultimo sulla legge elettorale, vietando al Parlamento di poter confrontarsi e discutere, e poi invece sullo ius soli si è fermato, presentandosi con un po' di ipocrisia all'ultimo giorno. È un paese curioso il nostro, quello in cui si prescrive che i figli di immigrati nati e cresciuti in Italia studino a scuola la nostra Costituzione, per poi negare a questi stessi il diritto di esercitare pienamente la cittadinanza come la Costituzione prevede. A Venezia città sarebbero 6.000 i nuovi italiani e 16.000 in tutta la nostra città metropolitana. Per questo penso che bisogna da subito, nel prossimo Parlamento, riproporre la legge per il riconoscimento della cittadinanza, accompagnandola con un grande sforzo di mobilitazione popolare, altrimenti si fermerà un'altra volta. La sinistra, la nostra sinistra civica e progressista, non può essere quella che arrotonda gli spigoli delle politiche di destra, deve riguadagnare la sua vocazione a cambiare in meglio le condizioni di vita delle persone, a partire dal lavoro, dall'istruzione, alla garanzia per tutti di potersi curare. E poi, oggi siamo qui a Venezia, a Mestre, città costruita e cresciuta nei secoli sostanzialmente attraverso il dialogo e il rapporto con gli altri. Una città in cui hanno trovato posto diverse religioni, nazionalità, popoli. È ancora forte il messaggio unitario in piazza San Marco di soli 2 anni fa, contro ogni forma di terrorismo, di negazione violenta, di fronte a quanto era accaduto a Parigi, in cui tra i tanti aveva perso la vita anche una nostra concittadina. Facciamo emergere le capacità delle nostre città di essere non solo luoghi di amministrazione, ma luoghi capaci di creare relazioni e costruire ponti. Costruiamo le condivisioni, perché le città mondo, Venezia, Roma, Parigi, Londra, Madrid, Berlino e tante altre ancora, aiutino il dialogo tra i popoli. Ridiamo quindi speranza al nostro Paese, e questo passa anche attraverso i temi della dignità della persona, del valore della risorsa umana. Oggi il punto critico della congiuntura economica non è solo la debolezza della ripresa, ma il fatto che essa non è per tutti e privilegia alcuni a danno di altri.
Anche chi si collocava nella fascia mediana della piramide sociale è stato gradualmente spinto verso il basso. Oggi in Italia esiste un problema di marginalità sociale. Il titolo del comunicato di una prossima conferenza stampa di un'associazione di consumatori che mi è arrivato oggi è questo: redditi e consumi 2013-2018, impoverimento delle famiglie e aumento delle disparità. Questa è la dura realtà. Tante, troppe sono le crisi aziendali, e non solo quelle più note, che interessano anche la nostra regione, la nostra città. C'è un problema di inserimento lavorativo, di riqualificazione professionale, di disparità salariale e lavorativa delle donne, di continuità degli studi nelle scuole e nelle università. La nostra realtà veneziana, la città metropolitana, è uno spaccato di questo, e per questo c'è bisogno di politiche industriali, di politiche ambientali, di un grande piano verde per una nuova economia e un nuovo lavoro. Abbiamo proposte, idee, passione civica e politica. In queste settimane nei nostri quartieri, nelle nostre città, incontriamo persone, discutiamo, ci confrontiamo ai banchetti, agli incontri organizzati dai nostri meravigliosi volontari, che ringraziamo per la generosità e la militanza. Sì, anche la militanza, la passione, la convinzione di aver fatto la scelta giusta, di essere dalla parte giusta per costruire un progetto politico non di proprietà di qualcuno, ma di donne e uomini liberi e uguali. Compagni, compagne, da qui al 5 marzo stiamo insieme, diamoci una mano. Buon lavoro a tutti e viva Liberi e Uguali. Buonasera a tutte e tutti. Sono felice e ringrazio Pietro Grasso per essere riuscito a passare in questa campagna breve ma intensa anche per il Veneto. La nostra regione che provo a raccontare dal mio punto di vista, quello di una studentessa 25enne, nata e cresciuta qui a Marghera, che studia a Padova e che prova nella quotidianità a dare il suo contributo alla società, in particolar modo nei campi dell'accoglienza e dell'inclusione. Fare accoglienza in Veneto è complesso, è la regione di Cona e di Bagnoli e significa appunto riconoscere cos'è la malaccoglienza, qual è il business che da questa deriva. Significa dover accettare la fine di Sandrine lasciata morire in un bagno chimico a 25 anni nel centro di Roma. Significa accettare la morte di Pate, che al secondo diniego solo si lascia annegare di fronte alla popolazione veneziana che non gli aiuta un aiuto. Ma significa anche condividere con i ragazzi partiti dal campo di Cona una lunga marcia della dignità verso Venezia, con la quale richiedono di essere riconosciuti come persone, che gli vengano riconosciuti i diritti di cui sono portatori. E la sera, in attesa di trovare un riparo dal freddo e dalla bora, scoprire che Salif, un loro fratello partito anche lui per raggiungerli da Cona, è stato investito ed è morto. Significa anche dover convivere con il nuovo fascismo, quello di Macerata e quello di Terni. Ieri sera hanno sparato contro un centro d'accoglienza, ma anche quello dei nostri territori, delle bombe incendiarie lanciate contro i CAS, delle violenze fisiche e verbali contro i richiedenti asilo nelle province di Verona, e in questi mesi più volte è accaduto. L'accoglienza fatta attraverso i grandi centri non funziona, è ormai evidente a tutti quanti, ed è questo uno dei principali motivi che mi ha spinto a mettermi in campo, perché credo che si debbano chiudere gli hub, gli hotspot e i CPR e invece dare avvio ad
accoglienza che sia diffusa, che riconosca le persone e che restituisca umanità e dignità a tutti. Dobbiamo farci portatori noi delle rivendicazioni di chi tutti i giorni combatte per la propria dignità. 2 giorni fa di nuovo a Bagnoli sono scesi per strada a chiedere quello che chiedono da sempre: la libertà di circolazione e la possibilità di vivere in una casa al centro delle nostre città e non invece isolati, in posti fuori dal mondo e lontano da tutto. Io in questi mesi, quest'estate, insieme ad altri 3 ragazzi ho appunto coordinato la raccolta firme per la campagna Ero straniero, promossa fra gli altri anche dai radicali. È una proposta di legge che chiede l'apertura di canali legali per motivi lavorativi, il rispetto dei trattati internazionali, l'accoglienza diffusa, il superamento della Bossi-Fini e l'abolizione del reato di clandestinità. E per questo motivo io non riesco a trovare un mio alleato in chi durante il governo ha, in tema di immigrazione, fatto gli accordi con la Libia e quando si tratta di aiutare le persone in difficoltà emette daspi urbani. C'è chi ritiene, e in questa regione sono molti, che tutelare i diritti degli italiani significhi escludere dallo Stato di diritto gli stranieri, costruire muri e fare dell'egoismo la propria bandiera. Io, che sono della generazione degli esclusi, che vivo la precarietà lavorativa futura e presente e quindi anche quella esistenziale, fatico a vedere in chi ha meno di me la causa della mia precarietà, ma la riconosco in chi invece la precarietà l'ha causata in questi anni. E che l'unico modo per farlo sia fare fronte comune con i bisogni con chi è più in difficoltà, indipendentemente dalla provenienza e dal colore della pelle. E quindi penso allo ius soli, perché riconoscere la cittadinanza ai bimbi nati qua in Italia da genitori stranieri o quelli che qui hanno seguito un ciclo scolastico significa solamente riconoscere anche dal punto di vista legislativo che sono, come già di fatto sono, figli di questo stesso paese. In questo contesto diventa quindi rivoluzionario parlare di abolizione delle tasse universitarie, di investimento per il diritto allo studio, riconoscere l'importanza della parità salariale fra uomini e donne, puntare invece che all'aumentare delle spese militari alla pace e al disarmo, a promuovere un paese che sia carbon free, che sia sostenibile, invece di continuare a promuovere le grandi opere e la cementificazione selvaggia. A questo penso, a un progetto politico che è chiaro, radicale nella sua proposta e che abbia l'ambizione di costruire un paese che sia davvero per i molti e non per i pochi. Uscente di Sinistra Italiana Possibile, la Camera dei Deputati, uno storico attivista della cooperazione sociale, del terzo settore. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Noi andiamo a votare con un paese che soffre, 5 milioni di poveri, persone che vivono in povertà assoluta, ancora un 11% di disoccupati e 11 milioni di persone che spesso non si curano perché non hanno soldi per pagare il ticket. Un paese afflitto dalla strumentalizzazione degli imprenditori
dei mercanti della paura che vogliono portarlo sulla strada del rancore, della divisione e del conflitto civile. Una strada che se non viene bloccata porta diritto all'autoterrorismo e al fascismo. Ecco perché noi intanto stasera vogliamo dire una cosa al Questore di Venezia. Vieti la manifestazione di non c'è spazio per il fascismo e la xenofobia, non c'è spazio per chi toglie le pietre d'inciampo a Canareggio di Gustavo Corinaldi, deportato di Auschwitz, che noi vogliamo qui onorare e omaggiare. Questi anni sono stati sbagliati e inefficaci, i poveri, come dicevo prima, 5 milioni, metà delle famiglie a rischio povertà, ci dice l'Istat. E le politiche di questi anni hanno ridotto i lavori in lavoretti, i diritti in bonus, il welfare in un mercato sociale, i cittadini in consumatori, e in questi anni nei documenti dei governi ci sono previste le riduzioni, il calo della spesa pubblica per la sanità e per la scuola. Hanno devastato la scuola e l'hanno chiamata buona. Sì, abbiamo un primato, quello dell'abbandono scolastico e del più basso numero di laureati in Europa. Ecco perché il Libro Eguali dice l'istruzione gratuita, perché l'istruzione è un diritto fondamentale della nostra Costituzione. I diritti non sono a geometria variabile, sono per tutti e per tutti, oppure non sono diritti. Noi in questi anni abbiamo diminuito le risorse per la sanità e la scuola, ma veniva ricordato, abbiamo aumentato le spese militari. Ed ecco perché noi diciamo le spese militari vanno ridotte e va cancellato il programma di cacciabombardieri F-35. Per 91 cacciabombardieri sono un pugno allo stomaco di un paese che non ce la fa. Pensate che con un solo cacciabombardiere, con i costi di un cacciabombardiere, potremo costruire 40 nuovi asili nido o potremo mettere in sicurezza 260 scuole. Ma questo è un paese che sta meglio con un F-35 in più o con 260 scuole insicure in meno. Noi abbiamo fatto crescere l'export delle armi del 60%, soprattutto rivolte ai paesi in guerra. Ma noi dobbiamo far aumentare l'export dei pannelli solari, non delle bombe a mano, delle auto elettriche, non dei carri armati, delle apparecchiature per la diagnostica per gli ospedali, non dei mitragliatori. Noi non vogliamo un paese da amare, vogliamo un paese da amare, con un progresso vero che non sia quello che il nostro grande poeta di questa terra, Andrea Zanzotto, chiamava il progresso scorsoio, che con una mano ti fa comprare una macchina in più e con l'altra ti stringe il cappio alla gola con l'inquinamento dei fiumi, con la devastazione del paesaggio, delle monoculture e dei capannoni. Ecco perché noi diciamo che è inaccettabile che in 6 anni e in 4 governi non sia stato risolto il problema delle grandi navi a Venezia. Noi vogliamo affermare 3 principi. Primo, bisogna coinvolgere i cittadini, qualsiasi decisione deve passare attraverso la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza. Secondo, non ci possono essere imposizioni da Roma, ci deve essere la comparazione delle diverse soluzioni e dei diversi progetti. Terzo, la più importante, non si può più scavare in laguna. Per un parere semplice, volete la mia opinione, le grandi navi dovrebbero andare fuori dalla laguna. E al sindaco Bachmann di questa città vogliamo dirgli di non fare il furbo, perché a fare il furbo sul conflitto di interessi c'è già Berlusconi, non ci si metta anche lui. E non ci si metta lui a fare il sindaco autoritario. Sono 3 anni che ha sospeso le deleghe ai municipi di questa città, è gravissimo, la democrazia non si sospende. E allora io dico questo. È il vero voto utile, il voto che impedisce a Berlusconi e alla Lega di andare al governo, il voto che impedisce 9 patti del Nazareno, ma il voto anche che ci ridà speranza, dà speranza alla sinistra, alle donne e agli uomini che non sono rappresentati e che vogliono cambiare questo paese. Vede, c'è un grande sindaco di Firenze, non cito Matteo Renzi, si chiamava Giorgio La Pira, che scrisse un libretto negli anni 50, L'attesa della povera gente. Erano gli anni 50 e lui se la prendeva contro i liberisti di allora. E se la prendeva con le politiche liberiste e con il dogma del pareggio di bilancio, vedete che le cose tornano.
e diceva: ma cosa conta il pareggio di bilancio se non sono in pareggio le vite delle persone, di chi non ha lavoro, di chi non ha diritti, di chi vive in povertà? Ecco, noi vogliamo riportare in pareggio le vite delle persone, organizzare la speranza, cambiare il paese anche con un modello di sviluppo diverso, che combatte le disuguaglianze, che costruisce la pace, una politica diversa per il paese, che dia libertà e eguaglianza. Sì, noi vogliamo un paese di liberi uguali, liberi dalla schiavitù del lavoro precario, liberi dall'indigenza, liberi dalla necessità di chiedere favori, liberi dai ricatti, un paese di donne libere dal potere, dall'oppressione patriarcale e maschilista. Eguali non privilegiati, eguali non furbetti, eguali di fronte a una vita che deve essere un valore e un dono, che tutti devono ricevere e curare. Contro un paese più disuguale, povero, noi vogliamo ridare speranza a un paese stanco e umiliato, un paese al quale queste politiche economiche non hanno dato risposte. Noi vogliamo un paese dove non ci sia nessuna donna che dica accetto il lavoro, anche se mi paghi meno di un uomo. Vogliamo un paese dove non ci sia nessun genitore che dica al proprio figlio purtroppo devi andare a lavorare perché non ti posso pagare le tasse universitarie. Vogliamo un paese dove non ci sia nessuno che sia costretto a mandare il proprio figlio con un panino in classe perché non può pagarsi una mensa. Vogliamo un paese dove non ci sia nessun giovane, nessun ragazzo, come fece mio fratello tanti anni fa, che dica qui per me non c'è posto, me ne vado in Australia a lavorare. Ecco, noi vogliamo un paese più giusto, più accogliente, più bello, un paese per tutti e per tutte, un paese per i molti e non per i pochi. Che anima del movimento Green Italia, che si è occupata tantissimo di energie rinnovabili, una persona per cui l'ambiente non è certo uno slogan ma forse un'idea di futuro, spero che ce ne parli. Grazie. Sì, esattamente così, qualche volta dico sono ecologista da sempre, oggi ricordavo che in quarta elementare mi diedero un tesserino con scritto agente ecologico e l'ho presa sul serio questa cosa. E quindi sono molto contenta che il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, io ho iniziato con Green Italia, poi con Possibili, adesso in questo progetto più ampio, metta finalmente l'ambiente al centro, voglia saldare i principi dell'ecologia, la lente di ingrandimento che ci aiuta a capire i processi che stiamo vivendo attraverso lo sguardo dell'ecologia ai valori profondi e radicali della sinistra. Questi due pezzi non sono mai stati insieme in maniera indissolubile. Troppo spesso l'ambiente è stato dimenticato, è stato relegato a un punto dell'elenco puntato di cui si parla solo in campagna elettorale e poi per magia sparisce dai radar e non si capisce più perché c'è sempre qualcosa di più importante a cui pensare. Ecco, qui si parla tantissimo, in questi giorni siamo tutti molto preoccupati, si parla di sicurezza nella maniera sbagliata, nella maniera assolutamente più sbagliata, si parla di sicurezza mettendo i poveri contro i poverissimi, gli uni contro gli altri, sbagliando completamente il nemico e il responsabile di questa situazione. Allora io vorrei chiedervi, ma quale sicurezza ci può essere se non si parla di 100.000 ettari di territorio che devono essere bonificati perché sono stati aggrediti, e qui lo sapete bene, da un'industria che ha saccheggiato a mani basse i territori, ha lasciato veleni e molte volte anche scappata, lasciando persone senza lavoro e senza ripagare del danno fatto. Sono 6 milioni di cittadini italiani che vivono in zone fortemente compromesse dal punto di vista ambientale, con curve epidemiologiche molto importanti, con malattie molto importanti, una mortalità incredibilmente più alta che nelle zone salubri. In questa zona del Veneto conoscete molto bene il problema della qualità dell'aria anche, ma in tutta Italia ci sono moltissime città che hanno sforato i limiti della qualità dell'aria per troppi giorni all'anno e sono 90.000 i morti che ogni anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha correlato in maniera scientifica all'inquinamento dell'aria e la Comunità Europea ci sta richiamando e probabilmente entreremo in procedura di infrazione, dovremo pagare dei soldi, quei soldi che non abbiamo investito per migliorare la qualità dell'aria delle nostre città li pagheremo sotto forma di multa.
La Germania è nella nostra stessa condizione e sta cercando il modo di rendere gratuito il trasporto urbano nelle principali città per decidere di investire piuttosto che pagare una multa e migliorare finalmente la situazione della qualità dell'aria. Chi è che ha preso in mano questa cosa? Chi è che ne sta parlando? Chi è che la sta mettendo davvero in alto nelle priorità e la correla alla sicurezza delle persone e dei cittadini? Siamo soltanto noi che facciamo questo lavoro e abbiamo la grandissima responsabilità di non dimenticarcelo mai, né in campagna elettorale e né in qualsiasi scelta che faremo dal giorno dopo le elezioni. Il consumo di suolo, qui c'è un consumo di suolo spaventoso, lo sapete benissimo, in Veneto ha superato il 12% del territorio, che è la media, la seconda valore italiano più alto dopo la Lombardia. La media italiana, che è già altissima, è del 7%, quindi 5 punti percentuali più bassa, e quella europea è del 4%. Quindi qui veramente si è aggredito il territorio in una maniera incredibile. E oltretutto abbiamo 7,5 milioni di italiani che vivono in territori a rischio idrogeologico e con le grandi opere inutili e criminogene, con l'impermeabilizzazione dei suoli che stiamo portando avanti in questo paese, non facciamo che aggravare questa situazione. C'è un rischio sismico importante in questo paese, c'è un abusivismo edilizio che non viene fermato, addirittura c'è chi lo invoca ancora, chi si inventa l'abusivismo edilizio di necessità. No? E addirittura, ecco, questa cosa secondo me è proprio sintomatica del declino politico del nostro paese. Berlusconi ha detto che vuole fare un nuovo condono edilizio che è una scelta criminale, come è stata giustamente immediatamente identificata da Piero Grasso appena è uscita fuori, per finanziare cosa? La flat tax. Quindi rubare ancora beni comuni, saccheggiare beni comuni, saccheggiare la qualità della vita di tutti i cittadini per regalare ai ricchi, con una specie di Robin Hood impazzito che fa il contrario del lavoro che avrebbe dovuto fare. E questa situazione ovviamente non può che essere aggravata dai cambiamenti climatici, perché i cambiamenti climatici sono già in essere e i cambiamenti climatici provocano dei fenomeni meteorologici estremi che abbiamo visto, che conosciamo e che con il suolo impermeabilizzato rendono ancora più critico e ancora più gravi i danni, e paghiamo uno scotto di danni in termini di vite umane, in termini di distruzione di attività imprenditoriali, di edifici, incredibile ogni anno, e non siamo ancora in grado di investire. Ecco, rispetto a tutta questa situazione che non è certo edificante e non è certo esaltante, quello che volevo dire oggi a nome di tutta Liberi Uguali è che la buona notizia è che abbiamo un grande piano verde per ribaltare completamente questa situazione e per portare avanti con competenza e con serietà, perché questi temi non basta evocarli, bisogna anche avere in mano le strategie, le tattiche, i modi per portarli avanti, appunto le competenze interdisciplinari e molto strutturate per fare veramente un cambio radicale dell'economia, della società, che ci porti nel 2050, come si diceva giustamente prima, ad essere un paese completamente libero dalle fonti fossili, dal petrolio, dal carbone e dal gas. Del gas, ancora si parla del gas come le grandi infrastrutture di questo paese, no? Il gas deve essere superato entro il 2050, mancano solo 30 anni, come si fa a investire tutta un'infrastruttura paese su una cosa che fra 30 anni non dovremo usare più? Qualcuno me lo dovrebbe spiegare. Noi dobbiamo essere in grado di fare un grande piano del clima che non può essere in mano solo al Ministero dell'Ambiente, che poi non ha voce in capitolo con gli altri ministeri. Ci vuole un governo alto, interdisciplinare, insieme al Consiglio dei Ministri o comunque un organo che tenga insieme tanti ministeri, perché bisogna parlare di rivoluzionare completamente i trasporti e le infrastrutture, bisogna parlare di una mobilità completamente nuova, di un'agricoltura, come si dirà, dopo l'allevamento, tutte le attività produttive, oltre naturalmente il sistema energetico, e questo ci libera anche dai ricatti dei dittatori che tengono in mano i rubinetti delle risorse fossili di cui noi ci nutriamo e per le quali si devastano quei paesi da dove poi scappano le persone a cui noi chiudiamo la porta quando vengono a chiedere sicurezza, quella vera. Ecco, noi abbiamo un piano e sappiamo anche da dove prendere i soldi per finanziare questo piano, perché in questo paese ci hanno detto per anni che le rinnovabili costano troppo, che sono un lusso, che sì, vabbè, però voi ambientalisti siete un po' fricchettoni, non sapete fare i conti, e poi adesso scopriamo con dati del Ministero dell'Ambiente che sono 16 i miliardi di euro di soldi dello Stato
che ogni anno vanno a sovvenzionare le attività dannose per l'ambiente. Sapete quanti sono quelli che vanno a finanziare le attività positive per l'ambiente? Di meno, guarda caso. Il mercato è truccato, ma dalla parte sbagliata, e ci hanno cercato di far credere il contrario per anni. Abbiamo questi 16 miliardi da riallocare in alcuni anni e vogliamo anche introdurre una fiscalità diversa che tenga conto dell'impatto ambientale delle attività. Una carbon tax che sostenga e quindi alleggerisca quelle imprese che hanno un beneficio sul territorio, che fanno del bene al paese, e invece spinga le altre imprese a riqualificarsi, a convertire la propria produzione per evitare di pagare una tassa che poi serve perché quel tipo di industria fa dei danni che vengono pagati quotidianamente da tutti noi. Tra la carbon tax e i sussidi da spostare alle fossili noi abbiamo la possibilità di sovvenzionare questo grande cambiamento di cui abbiamo bisogno. Quindi la buona notizia è che sappiamo come fare, e la buona notizia è che questo, secondo noi, può dare quella importantissima cosa che manca in questo momento a questo paese tantissimo, e che è la speranza in una visione, la speranza di poter arrivare in un luogo dove si viva bene, dove ci sia un benessere diffuso, che non è un benessere economico, è un benessere sociale, un benessere esistenziale, guardarsi la sera davanti allo specchio e pensare: ah, però non è male quello che sto facendo e quello che ho intorno. E su questo io credo che noi abbiamo un'enorme responsabilità che viene sintetizzata perfettamente dalle parole di Naomi Klein, che dice che la politica odia il vuoto. Se non è pieno di speranza, qualcuno lo riempirà di paura. A noi sta non permettere che accada. Grazie. Al Collegio Plurinominale di Treviso, e che è tante cose, è anche un apicoltore laureato in sociologia tra le altre e l'ex presidente di una delle più grandi e importanti aziende di biologico italiana, Celera. Grazie, buonasera. Non sono più presidente da una settimana, per l'informazione, quindi già presidente, però va benissimo, sono felice. Io devo ringraziare molto Liberi Uguali, perché, e me ne sto accorgendo in queste ultime settimane, ha permesso veramente a persone come me, ma credo non soltanto a persone come me, di tornare a sperare che la politica sia una cosa utile e anche bella. Infatti ogni tanto mi sbaglio e chiamo Liberi e Belli, e penso che possa star bene lo stesso. Perché la politica è le piccole cose, sono i piccoli centimetri, sono le relazioni importanti, quelle personali, quelle che cambiano le esistenze. Fare politica è anche questo. Però è anche occuparsi in maniera seria, se possibile, in tanti, Liberi Uguali anche in tanti, è il mio augurio, perché il ruolo dello Stato, il ruolo del governo, il ruolo della politica è un ruolo importante, ed è vero tutto quanto è stato detto. In questi anni la direzione è andata da un'altra parte, è andata verso sicuramente la disuguaglianza e verso l'appiattimento, come dire, insomma, si dà per scontato una società e un mondo che invece non va bene. Non va bene per tanti motivi, non soltanto perché crea diseguaglianza, ma perché porta struttura, porta violenza. Io sono molto convinto che porterà anche guerre se continua così, quindi è un motivo importante per impegnarsi in un progetto politico. Io vorrei dire alcune cose e contribuire un pochettino a dare speranza a questa esperienza. Quando molto più giovane di adesso, anche se la cosa non appare, direi che con la testa, insomma, ho cominciato a fare l'apicoltore, ero una delle 100 cooperative che si formano nella seconda metà degli anni 70 del nostro paese, allora si chiamavano cooperative alternative, si occupavano di lumache, lombrichi,
io mi occupavo di api, alcuni facevano cultura biologica, ma allora si chiamava ancora alternativa, era molto carina questa. E voglio dire, sembravano situazioni assolutamente fuori tempo, incredibili, non credibili. In realtà oggi l'agricoltura biologica occupa il 14% del nostro territorio italiano ed è in crescita importante ed è fatto in grandissima misura da piccole aziende, da aziende innovative che ristabiliscono una relazione molto importante tra la città e la campagna, tra le persone, che ridanno un grandissimo valore al cibo, perché la prima cosa che il cibo è relazione, poi tutto il resto, alla fine anche il gusto, non è secondario, ma il gusto è una cosa molto importante, perché il fatto che il prodotto sia buono e sano, naturalmente è molto importante, però innanzitutto è relazione. E allora l'agricoltura biologica sta portando una grande relazione, ma soprattutto quello che sta portando e comportando insieme ad altri è la possibilità che offre credibilità a un'idea di società e di economia diversa. Guardate, io vorrei farvi 3 esempi molto veloci di come noi abbiamo percorso una strada sbagliata e potevamo percorrere un'altra. Una è per esempio la Fiat e Marchionne. Se noi non avessimo avuto la Fiat e Marchionne nel nostro paese, ma avessimo avuto Toyota, che in Giappone si chiama Toyota, oggi saremmo ricchissimi di macchine elettriche, avremo un know-how di macchine elettriche e di macchine ad idrogeno, un know-how forte, consistente. Se vi capita e vi capiterà, e lo consiglio, è un'esperienza da fare, di andare a fare una vacanza in Giappone, che è un paese bellissimo, non si capisce niente quando si parla, ma c'è una capacità intuitiva fra noi, fra gli italiani e i giapponesi formidabile, c'è qualche cosa che ci unisce, non ho capito che cosa, ma è così. E voi girate per le strade delle medie città giapponesi, non si sente rumore, non si sente rumore, perché le macchine sono quasi tutte o elettriche o ibride, non puzzano le strade. E le fabbriche che producono queste cose sono fabbriche evolute, non sono fabbriche dove il lavoro è sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, è sempre soltanto elemento che strangolo, ho usato un'espressione, no? Un nodo scorsoio portato che ti uccide fra l'orecchio sempre più basso, un lavoro sempre più allenante e ripetitivo. C'è una dinamica diversa, c'è un valore dato alle persone che partecipano a un progetto più importante. Noi invece siamo gli ultimi al mondo come fabbrica di macchine che producono qualcosa di buono, di positivo. Ve ne dico un'altra. Noi siamo stati un paese, poi l'ho fatto in modo sbagliato, in modo, insomma, un po' magari raffazzonato, però c'è stato un momento, 7-8 anni fa, dove abbiamo dato grandissima spinta al fotovoltaico e alle pale eoliche, cioè insomma siamo diventati importanti produttori di energie alternative, di energie sostitutive alle energie fossili. Ma è possibile che noi non abbiamo nessuna impresa, l'abbiamo sciolta, persa, nessuna impresa che produca pannelli fotovoltaici, li compriamo tutti dalla Germania e dalla Cina. Noi non produciamo i motori e le pale eoliche, siamo importatori netti da questa materia. Noi abbiamo in questi giorni visitato alcune aziende stupende del vostro territorio che non conoscevo per sentito dire, e avevano tutta tecnologia italiana, fanno cose straordinarie nel recupero, nel riciclaggio, cose straordinarie, bellissime, che andrebbero portate in tutto il nostro paese. Ma è possibile che non siamo ultimi come scelte politiche nella produzione di questi beni che sono beni straordinari? Diceva bene prima Marcon, ma perché comprare e spendere in armamenti come adesso sta facendo Trump? Avete sentito? Trump è tutto fiero e felice di annunciare al mondo, con grave danno del suo paese e di tutti gli altri, che aumenterà del 30% le spese di energia atomica, come se i soldi così, come se non li dovesse sottrarre a qualche altro investimento. Ecco, noi penso che dovremmo seriamente, abbiamo le possibilità, le conoscenze, le capacità e soprattutto di investire in quella che viene chiamata la green economy, perché guardate, la prima conseguenza della green economy è una green society, una società verde, una società che va verso un altro percorso, e allora sviluppare tutto quello che può essere utile a migliorare la qualità del nostro paese, del nostro territorio, che è la nostra vita, che è ridare speranza al fatto che attraverso il lavoro, e il lavoro buono,
leggetevi il nostro programma è fatto bene, il nostro programma è fatto bene. È una bella cosa, è un po' un sogno anche, però è una bella cosa, è scritto bene, ed è l'unico programma che parla di lavoro buono. Dice il lavoro può anche essere un elemento che ci aiuta a trasformare la società che abbiamo di fronte. Io a questa cosa ci credo molto. Infine, un'ultima cosa, in questo cercherò di dare un contributo. E un'ultima cosa che vorrei dire, altre due cose per la verità, se no tempo troppo lunga. Il tema della cooperazione. Noi ci siamo dimenticati in questi 10 anni, e io faccio parte anch'io, quindi ho le mie responsabilità senza dubbio, di una evoluzione non positiva dell'idea del principio cooperativo. Il principio cooperativo è l'unico che non ci può salvare, perché è evidente che dobbiamo fare un passaggio epocale, passare, a mio parere, dalle cooperative fra uguali del Novecento alle modalità cooperative fra diversi. Ma quando dico fra diversi intendo fra cittadini, agricoltori, istituzioni, cultura, mondo della cultura. La cultura è quella che ci salva, è stata messa giustamente al primo posto dentro il nostro programma. Insomma, bisogna che noi riconquistiamo, perché fare cooperazione significa anche, lo dicevi molto bene tu, lo sappiamo molto bene tu, significa anche riavvicinarci e riappropriarci del nostro territorio. O noi siamo in grado di produrre ricchezza per il nostro territorio, o non serve niente la ricchezza che produciamo, perché se ne va soltanto da un'altra parte e non ci appartiene più. E quindi ricostituire, rimmaginare, rimettere al centro dei modelli e delle sperimentazioni cooperative è fondamentale, ma qui ne vedo tante nel nostro territorio, e questo è un altro degli sforzi che noi dobbiamo e dei pensieri verso cui dobbiamo tendere. E ancora, mi sono accorto, io, Presidente Grasso, non so se la cosa sia voluta in parte, non so in quanta parte, sono colpito, meravigliato di scoprire, secondo me lo sanno tutti, e ci sono una quantità enorme di ambientalisti di diversa natura, adesso non so dire, secondo me Marconi è un grande ambientalista, io la penso così, io credo di essere un grande ambientalista, poi insomma magari non rinnovo sempre le teste delle associazioni ambientaliste, ecco. Ma ci sono una grande quantità di ambientalisti dentro la lista degli liberi uguali, e questa è una speranza, una possibilità bellissima, insomma, perché il tema ambientale, guardate, è il tema vero, è il tema fondamentale, perché è l'ambiente di tutti, guai a chi avvelena l'ambiente, guai a chi lo danneggia, guai a chi sottrae ricchezza all'ambiente, perché sottrae ricchezza a tutti noi, violenta tutti noi. Quindi per noi il tema ambientale è un tema fondamentale, non è qualcosa di qualcun altro, è un tema necessario, fondamentale. E quindi sono molto contento che questo partito abbia così tanta attenzione e vi siano confluiti così tante persone dedicate alle lotte, diverse lotte per l'ambiente. Tu ne hai citate molte nel tuo intervento, non so se te ne sei accorto, se era voluto, ma in realtà c'è l'ambiente dietro. E l'ultima parola, per l'esigenza professionale, ma anche perché ci credo tantissimo, la terra può ritornare ad essere un grandissimo strumento di lavoro buono per tantissimi giovani. Noi ne siamo la dimostrazione, la nostra terra è una dimostrazione, ma può essere ancora una straordinaria elemento di forza economica, di vantaggio economico e di possibilità di ricostituire legame fra la città e la campagna, legame fra le persone, e poi produrre cibo buono e cibo sano. Noi abbiamo bisogno di cibo sano, perché guardate, il cibo sano è la prima fonte di energia e di cura del nostro corpo. Grazie a tutti. Compagni e compagni, benvenuti. Certo, l'orario un po' è andato avanti, poi Lucio Cavazzoni ci ha parlato di cibo buono e a quest'ora i succhi gastrici cominciano a farsi sentire, quindi cercherò di non tirarla molto per le lunghe, però qualcosa ve la voglio dire, perché è giusto che sappiate che io, per chi non lo sa, ho fatto per 43 anni qualcos'altro, ho fatto il
magistrato, perché un magistrato che si è occupato di un grave fenomeno come la mafia, la criminalità organizzata, la corruzione, e poi ho deciso di spostarmi, dico spostarmi, non scendere in campo, però spostarmi in politica. Perché spostarmi? Perché gli ideali che avevo, gli ideali di giustizia, di libertà, di ricerca della verità, non li ho mai abbandonati. Nello spostarmi in politica ho ritenuto che si potesse fare politica anche continuando a seguire quegli ideali. E però il giorno dopo che sono entrato in Senato, dove pensavo di dare il mio apporto sui temi della giustizia, proprio per la mia esperienza precedente, sono diventato Presidente del Senato. E il giorno successivo sono riuscito appena a presentare un disegno di legge il primo giorno, e il primo giorno una legge sulla corruzione e l'economia criminale. Dal secondo giorno poi da Presidente del Senato diventi super partes, non voti, non puoi presentare disegni di legge, devi solo far rispettare il regolamento e suona la campana per richiamare all'ordine tutti i senatori. E quindi capite che io pensavo di portare le mie idee politiche in politica, le idee che avevo da ragazzo. Vedo qui tanti ragazzi. E mi viene in mente quando io ragazzo andavo con mio padre ai comizi, no, mi portava, allora non c'era televisione, c'era solamente questo modo di comunicare le idee politiche, quindi prima delle elezioni mi ricordo, io ho vissuto a Palermo tutta la mia giovinezza, e ricordo Piazza Massimo dove c'erano i comizi di Nenni, di Saragat, di Almirante, perché poi mio padre mi portava a tutti, no? Perché dice tutti devi col pluralismo delle idee devi farti le tue idee. Però siccome le sue idee erano quelle socialiste, diciamo un socialismo di allora, quello dei principi di eguaglianza, cioè io tendenzialmente e naturalmente, anche perché sono degli ideali, dei valori talmente universali e talmente belli che non si può non essere di sinistra e non si può non essere di questi valori. Allora, capite che queste idee sono rimaste dentro di me. Quando le idee incominciavano a circolare, pensate che nel 68 io, avendo 24 anni, ero già magistrato, quindi non ho potuto vivere il 68 per le strade insieme ai miei coetanei, perché essendo magistrato queste idee sono rimaste dentro di me. Naturalmente perché qualcuno ancora si meraviglia, dice ma Grasso di sinistra, ma quando mai? Grasso è un moderato, non ha mai manifestato, e questo vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro da magistrato senza manifestare le mie idee, e questo è un riconoscimento. E invece c'erano queste idee che ora finalmente sono venute fuori, e sono venute fuori in una maniera deflagrante nel momento in cui è arrivata, dopo tante leggi che da Presidente del Senato ho visto passare senza poter intervenire, e con, come si dice, le budella che alle volte rivoltavano un po', che si attorcigliavano, e poi non potevi fare niente, perché ho visto passare il Jobs Act, la buona scuola, la riforma costituzionale, la legge elettorale, cioè ho visto già passare una legge elettorale come l'Italicum, che poi è stata dichiarata incostituzionale prima ancora di essere attuata, quindi capite un po' come, diciamo. E alla fine non ce l'ho fatta più, perché quando è arrivata la legge elettorale, come ci ha ricordato anche Giulio, è arrivata la legge elettorale con 5 fiducie e senza poterla discutere. Beh, pensate, il Senato, io il Presidente del Senato, porto ai senatori qualcosa e si chiede la fiducia prima ancora di fare la discussione, non dico niente di la discussione, poter discutere la legge che stabiliva delle regole con cui il Senato doveva essere eletto. Mi è sembrato un'ingiustizia, e il giorno stesso in cui è stato approvato ho messo mano a penna, ho fatto una riga con cui uscivo dal gruppo del PD
E da lì sappiate che quello che è stato un'esigenza interiore, così è diventato un atto politico, è stato il primo atto politico della mia vita, proprio visibile, e questo ha creato tutta una situazione per cui poi quando potevo fare una scelta, dopo appunto 43 anni di magistratura e 5 di Presidente del Senato, potevo anche dedicarmi alla mia famiglia, ai miei hobby, al mio nipote. Invece mi sono caricato i nipoti di tutta Italia, perché ho deciso di appunto rimettermi in gioco. E quindi siamo qui adesso a portare avanti queste idee, questi valori, questi principi bellissimi. E vedete, il nostro è un progetto di riscatto, è un progetto che vi hanno già illustrato, non tornerò sui programmi, sul lavoro, la scuola, il diritto allo studio, la sanità, l'ambiente, vi hanno già chiarito quali sono i nostri programmi, quanto è bella è l'insieme. Quanto è bello l'insieme di tutte le idee che abbiamo messo tutti quanti in discussione prima per poter fare un programma completo che potesse interpretare quelle che sono le esigenze dei cittadini. Però è un primo passo, perché quello che sto facendo per ora è girare per tutta quanta l'Italia per attuare un mio metodo. Adesso potete chiamare il metodo Grasso come volete, ma è il metodo dell'ascolto innanzitutto. L'ascolto, perché incontrare le persone, sentire le loro esigenze e poi riflettere e poi cercare attraverso i corpi intermedi che forse una certa politica del PD ha tagliato completamente. Corpi intermedi significa i sindacati, significa gli uffici studi, significa tutto quello che elabora le richieste, le esigenze della base e poi le porta all'attività decisionale dei vertici, di coloro che devono prendere le decisioni politiche per il bene dei cittadini. Bene, tutto questo richiede un lavoro, richiede una collaborazione, richiede qualcosa che va fatta tutti insieme. E quindi noi siamo partiti e io vado girando per tutta quanta l'Italia, e però incominciamo a vedere dei grossi problemi. Io per esempio ho affrontato oggi quella che è una situazione che è venuta fuori a Napoli, Roberto De Luca, il figlio del governatore della Campania, e Luciano Passariello certamente si difenderanno nelle sedi processuali per le cose che possono essere loro contestate, però certamente la mia sorpresa e la mia preoccupazione è quella che la politica possa lucrare su attività che danneggiano i cittadini sotto il profilo dello smaltimento dei rifiuti, e quindi preoccupato anche per l'imbarazzante silenzio di un partito come il PD e di Renzi su questi temi che coinvolgono sia il PD sia i Fratelli d'Italia, appunto, che hanno come candidato Passariello. Vedete, allora il tema che io ho trattato per tanti anni diventa un tema di attualità, perché in questa vicenda c'è il problema della criminalità, del traffico dei rifiuti, c'è il problema della corruzione, c'è il problema dei rifiuti e dell'ambiente. Come vedete si legano tutti quanti questi temi, questi problemi. Ebbene, io oggi dico basta, dico no alla corruzione, no ai privilegi, no ai favoritismi, no ai comitati d'affari,
no a tutto questo, e siccome per tutta una vita ho affrontato le sfide della criminalità, adesso continueremo su questo piano e questo sarà un tema prioritario della nostra campagna elettorale, un tema che difenda la legalità e che dica no a tutto questo mondo. Quindi noi, liberi e uguali, noi ci faremo portatori di questo tema che diventerà un tema, vedete, dalla giustizia ci spostiamo sulla giustizia sociale che è quella che fa sì che noi ci occupiamo delle diseguaglianze sociali, che è stato detto, problema del lavoro, problema molto, molto grave, e diseguaglianze sociali che portano a un sistema politico che oggi continuamente ci vede all'attenzione di chi ci accusa che dando il voto a Grasso si dà il voto a Salvini. Io non capisco come si possa creare una cosa del genere, ma continuano a battere, ogni giorno c'è qualcuno che dice che credo che alluda al fatto che noi ci siamo separati dal PD e che quindi questa mancanza di coalizione o di appoggio al PD possa creare tutto ciò. Bene, qualcuno ha perso di vista che il PD non è più il di sinistra e quindi perché vedete abbiamo provato quando c'era la legge di bilancio si era chiesto un segnale per poterci ricollegare a quell'area. Avevamo chiesto una cosa semplice: eliminate, abolite il super ticket sanitario, ci sono delle persone anziane che devono scegliere tra curarsi oppure mangiare oppure riscaldarsi, e hanno detto no. Avevamo chiesto forse l'articolo 18 del Jobs Act potete rimettere di nuovo in funzione. In fondo si tratta di tutelare la dignità del lavoro, si tratta certamente di evitare i licenziamenti per cause ingiuste, e ci hanno detto no. E non dimentichiamo che avevamo anche chiesto una legge elettorale col voto disgiunto, in maniera tale da poter votare la propria lista e poi trovare un accordo per un candidato di sinistra sul territorio. Ci hanno detto no. E non dimentichiamo che un certo Pisapia ha tentato per un anno di ricreare il centro-sinistra e non ci è riuscito, addirittura ha abbandonato la politica. Quindi voglio dire, è chiaro che non ha trovato nessuna possibilità. Quindi adesso accusare noi come la causa della vittoria di altri o della destra. La destra la fa vincere chi fa il patto del Nazareno, la destra la ricreare quegli collegamenti e poter fare un governo di unità tra Forza Italia e PD, che è il piano che risale all'accordo sulla legge elettorale. E adesso però, siccome ci sono tanti delusi del PD, ci sono tante persone che hanno capito finalmente e hanno giustificato anche quella scissione che è stata fatta qualche tempo fa, ora si sono resi conto che era assolutamente indispensabile, soprattutto quando hanno visto la formazione delle liste del PD, laddove qualsiasi dissenso è stato eliminato, per cui effettivamente non c'è più
la quota di sinistra della coalizione del PD, ma è rimasto un partito che possiamo definire un PDR, partito di Renzi, Orlando. E questa è la realtà, e continuare a darci la responsabilità di questa scissione e di questa mancanza di forza. Ma con chi ci dobbiamo alleare? Con chi fa le politiche di destra? Con chi ha creato la buona scuola, che di buono non ha niente, che ha scontentato docenti, insegnanti, docenti, genitori, alunni? O il Jobs Act che abbiamo visto che ha creato un lavoro precario, certamente. E pensate che era stato creato il Jobs Act con l'idea finalmente il lavoro a tempo indeterminato. Io ricordo ancora le slide di Renzi che diceva questo: 3 anni di sgravi fiscali alle imprese che hanno creato un po' di lavoro. Poi giorni fa ho incontrato un imprenditore che mi ha allargato le braccia e mi ha detto: devo licenziare 150 ragazzi che avevo assunto perché ora non posso più, senza gli sgravi fiscali non posso più mantenerli. E capite che come si può pensare a un futuro, creare futuro per i giovani, creare futuro per questo paese senza una stabilità e una sicurezza nel lavoro? Come si può? Come si può costruire un futuro con la ragazza a cui vuoi bene, creare una famiglia, creare una casa, avere un mutuo senza la sicurezza nel posto di lavoro? E allora noi pensiamo che quei 6 miliardi all'anno, quei 18-20 miliardi che sono stati necessari per il Jobs Act, o quegli altri che sono stati utilizzati per i vari bonus, gli 80 euro, per carità, ben vengano gli 80 euro, nessuno vuole eliminare gli 80 euro, però cosa producono gli 80 euro? Cosa produce il bonus bebè? Il bonus bebè ti compri i pannolini per un anno, dopodiché il bonus finisce, il bebè ti rimane e con tutti i problemi. Allora noi avremmo fatto una politica diversa, una politica di investimenti in infrastrutture, in lavori stabili, sicuri, che potessero appunto creare qualcosa di stabile per il futuro del paese. E questo quindi non c'è stato. Quindi per noi è importante il cambiamento, che il cambiamento sia radicale, siamo noi per il cambiamento e siamo per una visione di paese assolutamente diversa. E vi è stata illustrata da questi magnifici candidati che porteranno le nostre idee tra la gente, e io spero che questi sforzi siano veramente coronati da successo. Un'ultima cosa: c'è stato Andrea Orlando, il ministro della giustizia, che ha detto che Grasso va nel bosco, usando una metafora di Pierluigi Bersani, che va nel bosco a cercare Di Maio e trova Salvini. Allora anche qui io non capisco. Intanto non vado a cercare Di Maio perché con Di Maio ci sono dei temi che sono assolutamente inconciliabili, sui diritti civili, sull'Europa, sull'euro, sugli immigrati. Abbiamo trovato dei muri invalicabili, e quindi come potrei andare a cercare Di Maio nel bosco? E poi se incontro Salvini lo scanso. È colui che teorizza e fomenta. Pensate, è stato segretario nel 2013 e la Lega era al 3-4%, e dai sotto con l'immigrazione, gli immigrati, e per tutto questo tempo ha fatto
paura delle persone è arrivato al 14%. Allora, come si può sfruttare politicamente la paura per un disegno politico, un disegno di potere? Questo è qualcosa che ci deve far riflettere, come chi semina paura o chi fomenta la paura poi raccoglie violenza. Questo poi non deve meravigliare se ci sia qualcuno che pensa di risolvere i problemi della sicurezza incominciando a sparare alle persone che sono di colore diverso. E questo non lo possiamo assolutamente ammettere. Per noi la sicurezza vuol dire avere le strade sicure, pulite, le strade con le forze dell'ordine che controllano il territorio, vuol dire avere i cittadini che collaborano, vuol dire anche avere l'illuminazione di certe strade. Il concetto di sicurezza è un concetto che è molto ampio, ma non si può pensare di risolvere il problema della sicurezza impugnando una pistola e incominciando a sparare. Quindi la sicurezza personale e poi la sicurezza sociale. Sicurezza sociale significa: ma è sicuro il giovane appunto che non ha lavoro, è sicuro l'anziano che non si può curare? Allora noi pensiamo che questi siano i temi che dobbiamo affrontare e mettere alla base di quello che è il nostro programma politico. Il nostro programma politico significa appunto, se abbiamo una forza politica, questa forza politica impedirà quel piano, questa volta sì, quelli che ci chiedono il voto utile per il piano Renzusconi, come lo vogliamo chiamare, un piano per poter governare questo paese. E quindi noi vi chiediamo veramente di poter dare il consenso a Liberi Uguali, non solo per tutte quelle cose che vi sono state illustrate, ma perché noi abbiamo una visione di paese, una visione di futuro, una speranza, la speranza di poter la mattina far sì che un giovane che si alza ha la serenità e la felicità di poter affrontare una giornata con la sua famiglia, di andare a un lavoro stabile, di poter appunto tornare a casa e avere questa serenità, questa felicità, questo poter andare avanti, questo poter far sì che tutto il mondo insieme a lui cambi e cambi sempre in meglio, un mondo che sia pulito, non inquinato. Oggi abbiamo lanciato il piano verde di Liberi Uguali, un modo per cui quegli ideali che appunto mi hanno sempre ispirato e che non ho mai dimenticato, gli ideali del ragazzo di sinistra che possa vedere ricostruita la sinistra e insieme alla sinistra vedere ricostruito il paese. E io vi prego, andiamo tutti insieme, mettiamo tutte le nostre energie per convincere tutte le persone che noi possiamo incontrare, tutti gli amici degli amici no però, ma tutti gli amici, per poter veramente far sì che questo consenso sia sempre più diffuso e noi possiamo, liberi e uguali, andare avanti per un futuro migliore per il nostro paese. Grazie. Quel che sei si riflette nei tuoi gesti e non esisti obiezione, di fatti sono questi, la passione non ha mai